Buongiorno, sono Marta, titolare di Active Studio Centro di Formazione Sanitaria e siamo qui oggi per parlare insieme di una situazione molto spiacevole che è l'arresto cardiaco sui lattanti. Per lattanti intendiamo sempre la fascia di età compresa tra 0 e 1 anno di età. L'arresto cardiaco è una situazione, come detto, spiacevole e che può sicuramente sconvolgere i soccorritori e le persone che si trovano vicino a questo bambino. Innanzitutto dobbiamo capire come si presenta, dobbiamo riconoscere, quindi capire come si presenta un lattante in arresto cardiaco. Il lattante non è cosciente, quindi non ci parla, non respira e quindi risulta essere passivo alle nostre richieste. Dobbiamo innanzitutto verificare se questa situazione è presente, quindi verificare l'arresto cardiaco e successivamente intervenire in maniera tempestiva con le manovre che si chiamano appunto rianimazione cardiopolmonare. Vediamo insieme come possiamo valutare un lattante che sia o sembri in arresto cardiaco. Come prima cosa dobbiamo adagiare su un piano rigido il nostro lattante, per esempio su un tavolo o sul pavimento. Successivamente dobbiamo scuotere il piedino del lattante chiamandolo: «Ehi, mi senti? Ehi!» Se non dovesse risponderci, dobbiamo guardare il torace scoprendolo adeguatamente. Quindi togliamo il body e guardiamo per circa 5-10 secondi se il lattante respira. Come facciamo a notare questa cosa? Dobbiamo semplicemente vedere se c'è o meno espansione toracica, quindi se il torace si solleva e torna al suo posto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se il lattante non respira e non ci risponde, per il personale non sanitario è da considerare in arresto cardiaco. Quindi è necessario prontamente chiamare il numero di risposta all'emergenza sanitaria e comunicare che c'è un lattante che non risponde e non respira. Ed è necessario iniziare il prima possibile le manovre di rianimazione cardiopolmonare, che si compongono di massaggio cardiaco, ventilazioni che possono essere a bocca o con l'utilizzo di appositi presidi e l'utilizzo del defibrillatore se presente e se appunto autorizzati. Quindi vediamo insieme unicamente la manovra relativa al massaggio cardiaco. Dobbiamo porre 2 dita sempre nella metà inferiore dello sterno, come abbiamo visto per quanto riguarda le manovre di disostruzione delle vie aeree. Effettuiamo quindi delle compressioni che dovranno abbassare il torace per circa 4 cm sul lattante. Tanto comprimete quanto rilasciate. La frequenza deve essere 100-120 compressioni al minuto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 compressioni, 2 ventilazioni e riprendo con le compressioni toraciche. Se non avete alcun mezzo, alcun dispositivo per eseguire correttamente le ventilazioni bocca a bocca o con l'utilizzo di un presidio sanitario, dovete proseguire con il massaggio cardiaco. Vi ricordo che il personale che voi chiamate e che vi risponde alla centrale operativa di riferimento, il personale sanitario, è addestrato e può supportarvi durante tutto l'intervento. Quindi chiedete l'aiuto telefonico e rimanete in linea con il personale sanitario.